Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Oggi siamo a Cavendramì, località di Taglio di Po. Siamo con Luigi Forte, un'azienda energivora importante. Naturalmente diamo lo spunto per parlare di aumento dei costi di energia, ma non solo. Fuori onda abbiamo anche parlato di un po' di motivi che ti lasciano perplesso. Innanzitutto sta mettendo un po' in difficoltà il vostro settore questi aumenti veramente quasi esponenziali dell'energia. Grazie Leandro, tengo a precisare che appunto con mio fratello siamo un'azienda primaria, quindi siamo imprenditori agricoli, coltiviamo erba medica, che è la cultura molto sostenibile, quindi oltre a essere energivori ma molto sostenibile perché dal campo coltiviamo una pianta molto preziosa e di conseguenza, siccome la raccogliamo verde, ci serve gas come materia prima ed energia elettrica. Ecco, tu ci dicevi sempre fuori onda, la bolletta, ma non solo adesso, da un anno a questa parte, lentamente è aumentata quasi di 4 volte, quindi questo diventa molto difficile poi affrontare un mercato. Tu tra l'altro sei in un mercato internazionale dove ci dicevi per esempio in Francia l'energia costa molto meno, quindi è una concorrenza abbastanza preoccupante. Sì, la fanno dall'energia nucleare, quindi l'argomento è molto ampio. Io ti devo anche ringraziare perché intanto grazie che siamo in un momento storico, purtroppo tra Covid e guerra, ma soprattutto ci sono le elezioni. Io ho notato che prima del 15 agosto nessuno parlava, o pochi parlavano di costi energetici, delle bollette, e il gas al metro cubo l'anno scorso lo pagavamo 30 centesimi, quest'anno è andato a oltre 3 euro, adesso siamo a 2,50, potete capire bene che bollette. Quindi non credo che sia la guerra, ma bensì le speculazioni, perché a ottobre dell'anno scorso, come azienda, la bolletta, senza che faccia cifre, perché ormai tutti sparano le cifre, ma è aumentata di 4 volte in un botto ottobre. E quindi è da un anno che sostengo che dovevamo iniziare prima per non trovarci in questa situazione. Giustamente però dicevi tu, se deve intervenire in questo momento lo Stato per darvi una mano, sarebbe giusto intervenire nel settore primario. Sì, il settore primario l'abbiamo proprio dimenticato, perché nella vita quando veniamo al mondo ci sono 5 bisogni: mangiare, bere, dormire, respirare e bisogni fisiologici. Di conseguenza ci avevano insegnato alle elementari che c'era l'economia primaria e quindi filiera cibo, poi ci mettiamo anche la scuola, la sanità, i trasporti. Se pensiamo di consumare tutte le risorse per produrre beni che non ce ne facciamo nulla, o meglio non essenziali, dobbiamo dare la precedenza ai beni essenziali, che sono il cibo e quindi la terra, perché la risorsa primaria, non solo per noi agricoltori, ma per tutto il mondo e anche per voi cittadini, è la terra, l'acqua, le piante che coltiviamo, ciò che diamo da mangiare agli animali e poi che mangiamo noi. Quindi ci vuole una precedenza in questo momento storico e anche sgravare le aziende, perché è insostenibile per il consumatore, perché poi dobbiamo far ricadere i costi su tutti di noi e non è più possibile. Grande Luigi. Luigi, per chi non lo conosce, tu sei anche un filosofo di questo settore, nel senso che tu credi molto alla terra, so che fai anche degli incontri particolari, tra l'altro ce ne sarà uno a Cavendramì quando? Sabato 17 al Museo della Bonifica, un evento ormai 4º anno, un forum dedicato alla cultura, partendo da noi agricoltori, mettendoci insieme tutto lungo la filiera agrozootecnica per arrivare direttamente a voi cittadini e parlare di cibo, di salute, di sostenibilità e di settore primario. Perfetto, grazie a Luigi, grazie anche alle mosche che ci stanno accompagnando, perché come ripeto qua siamo in campagna, quindi non c'è campagna senza mosche, o sbaglio? Esatto. Mi auguro che durante questa campagna elettorale esca qualcosa di utile, perché abbassare di 1 grado, credo, il riscaldamento in casa conta veramente nulla, e le bollette benissimo che vengano pagate in più rate, comunque dobbiamo sempre pagarle, e invece dobbiamo fare un programma che non è mai stato fatto da 40 anni a questa parte, dove le altre economie, le altre nazioni stanno investendo su tutto, termovalorizzatori,
rigassificatori, centrali nucleari, e invece noi sapete cosa facciamo? Prendiamo la spazzatura dal sud Italia, costa più di un quintale di grano, la mandiamo al nord Europa dove loro fanno acqua ed energia elettrica e noi invece nel nostro territorio italiano inquiniamo. Non abbiamo capito proprio nulla.